Signore e signori, buonasera e benvenuti all'inaugurazione della mostra Mosaico Mosaici 2019. Sostenere la scuola mosaicisti vuol dire credere e condividere i valori del lavoro, della cultura, della tradizione e dell'innovazione, che sono i valori cardini su cui si basa la nostra scuola. Noi ci sentiamo un ente formativo. Una parte è un ente che insegna, è una scuola che insegna un mestiere. Io nel mio piccolo ritengo che la bellezza salverà il mondo. La bellezza non come criterio relativo, ma la bellezza come obiettivo filosofo. Evidentemente la scuola di Mosaico un pezzo di merito ce l'avrà e ce l'ha. Ed è un ente che rappresenta in maniera illustre il nostro territorio, quella che ha forgiato numerosi, tantissimi direi, artigiani che si sono poi sparsi in tutto il mondo. Quando a Vinitaly per la prima volta manifestazione legata al vino, uno dice cosa c'entra la scuola di Mosaico, campeggiavano e facevano una mostra di sé le opere della scuola di Mosaico. Questo patrimonio, questa capacità in un solo giorno ha avuto 55.000 visitatori. Di un momento così importante che viene celebrato con l'annullo filatelico, abbinato al francobollo che rappresenta una regione, secondo me è la sintesi di ciò che può rappresentare questa eccellenza non soltanto per la regione Friuli Venezia Giulia ma per il paese. Oggi ho visto che sul catalogo il nostro annullo, il nostro bollo, il nostro servizio temporaneo è stato associato al francobollo che celebrava il Friuli Venezia Giulia. E dico soltanto che queste sono le cose belle dell'Italia, dobbiamo fare in modo che rimangano sempre vive. Complimenti per quello che state facendo.